c'è tanto collevolezza e banalizzazione, tra semplificazione eccessiva e necessità di trovare propria identità, proprio spazio, proprio riconoscimento, propri clienti, tra una rete dove può perdersi la richiesta di comunicazione, di contatto che ognuno di noi sicuramente esprime, e la possibilità addirittura di costruire movimenti politici intorno a fenomeni di comunicazione reale, intorno alla virtualità che doveva essere potenzialmente connessi. Io proporrei a Marico Sipaldi di cominciare il nostro dialogo per 3 interventi singoli, poi in caso iniziare insieme una conversazione. Marico. Perché appunto questo progetto mi sembrava appunto interessante che si assumesse il tema della trasformazione, si cercasse di indagarne le dimensioni, la profondità, le direzioni, le prospettive se possibile. E effettivamente sì, ho detto guarda la comunicazione non so se per deformazione professionale mi sembra sinceramente non un aspetto della trasformazione ma probabilmente l'epicentro o uno diciamo dei fuochi attraverso i quali è possibile focus, diciamo attraverso i quali è possibile vedere la trasformazione in corso, con una premessa che nel corso della trasformazione si vede qualunque testimonianza noi abbiamo di grandi eventi anche rivoluzionari, assistiamo sempre a questa sfasatura, no? Si arriva all'eccesso di standard che va a battere loro, non si accorge nemmeno che c'è stato un fatale per l'umanità, però è molto frequente, quindi dobbiamo essere indulgenti e autoindulgenti sulle impressioni, sulle previsioni, perché nel cuore delle trasformazioni, nel momento in cui le trasformazioni si concentrano esattamente come quando i venti del ciclone si concentrano in quel famoso occhio è difficile vedere la direzione, però sicuramente nel campo della comunicazione abbiamo delle evidenze che sono immersi come siamo in un universo rapidamente e totalmente rapidamente e totalmente. I caratteri della trasformazione della comunicazione secondo me sono la velocità e la pervasività che hanno creato un universo della comunicazione totalmente diverso dal passato, anzi più che diverso dal passato per cominciare procederemo per slogan più o meno perché ai tempi così magari diciamo che cose e poi se volete le approfondiamo nella conversazione mia sì, è una trasformazione radicale, però a me sembra, questa è la prima ipotesi che vi propongo, in realtà la realizzazione della tensione che ha sempre caratterizzato l'umanità nei confronti della comunicazione, l'umanità ha sempre voluto comunicare, sempre. Qualunque traccia noi abbiamo del passato, dalle grandi tragedie greche alle tracce diciamo archeologico-antropologiche, noi vediamo una spinta a trasmettere messaggi, anzi a comunicare, che non è solo trasmettere messaggi, non ha a che fare solo con contenuti evidentemente necessariamente utilitaristico che la comunicazione, ma sempre in maniera sempre non sono i ragazzi di difetto, la comunità ha sempre un obiettivo, non solo comunicare e trasmettere informazioni, ma sempre voluto essere coinvolta nel flusso comunicativo. Alimentando, e questa è una delle cose più affascinanti per me, non so, la radio non so nemmeno che ha questo effetto tracker, è abbastanza strano provocare un effetto si chiama effetto cloud. Qualunque, una cosa più affascinante sono i tentativi continui che l'umanità ha fatto per comunicare, dai segnali di fumo ai tamburi parlanti africani, che sono una pagina bellissima, efficacissima nella storia della comunicazione, apparentemente primordiale, quando gli europei nel Settecento in Africa, la racconterò la storia c'è quella su Wikipedia, nella comunicazione che rende accessibile una quantità di coscienza possibile da raggiungere. La pagina dell'inizio dell'Orestea di Eschilo è
Agamennone torna a casa per dire a Clitemnestra che ha vinto a Troia e lei già lo sa, perché attraverso un sistema di fuochi in alture che da Troia arrivano alla sua isola, in 8 ore, nel corso della notte, prima che lui tornasse da Troia, lei già sapeva che aveva vinto. All'inizio del Novecento uno scienziato, ovviamente tedesco, ha provato a rifare con dei segnali di fuoco tutte le cime descritte negli universi dell'Orestea, che più o meno in quel tempo, con dei segnali luminosi, il codice, il correre delle condizioni meteorologiche, però insomma, non è sempre un po' complicato. Quando i guerrieri greci hanno preso Filippide, credo il più veloce, spero il più veloce dei loro soldati, hanno detto vai a Atene a dire che abbiamo vinto, esprimere un'ansia di comunicazione, mettere in atto una tecnologia, la conversazione, una competenza, spero, di essere più veloce, più resistente in quel modo. Per riuscire a dire solo che ai re di Nicomachei, siate felici, abbiamo vinto il programma. Ora ha fatto quello che doveva fare, era comunicare, era corrisposto a quel desiderio di comunicazione, nel caso militaristico, ma anche politico, anche psicologico. Quindi l'umanità sempre vuole fare questo. Anzi, per essere più dettagliati, l'umanità ha sempre voluto comunicare il più velocemente, il più ampiamente, il più esattamente possibile. Cioè sempre comunicare in un tempo rapido, con l'ambizione di comunicare a più persone possibili e nel modo più preciso, che corrispondesse più precisamente al messaggio. Ora, per dire in sintesi la trasformazione che stiamo avendo, noi abbiamo a disposizione una tecnologia che realizza pienamente il nostro sogno. Noi abbiamo a disposizione tecnologie che permettono di comunicare con una rapidità vicina ormai all'istantaneità, più o meno superabile, con un'esattezza molto vicina alla totalità, nel senso esattamente la nostra parola, il nostro scritto che viene trasmesso attraverso la tecnologia, senza quelle forme di mediazione, da quelle professionali a quelle meteorologiche che lo possono corrompere, no? Che il segnale di turno, certo, un'altra parte, pensa che questo deve la guerra civile americana fu decisa in parte da un messaggio dalla torre di Boston in cui si diceva abbiamo un segnale di fuoco, sarebbe verso un piccolo scontro navale, e ieri si è messo d'accordo male sul segnale sì o no, se spento è sì e spento è no, fallisce la guerra civile americana. Quindi oggi noi abbiamo difeso una cosa che è priva di tutti quei rischi di equivoco, perché più o meno corrisponde alla voce, al messaggio, allo scritto dell'emittente, quindi è rapida, istantanea, più o meno corrisponde a quello che si vuol dire oggi. E infine ha una, come è evidente, una capacità di pervasività, cioè di allargamento che appunto non è ancora totale, ha ancora degli elementi di diseguaglianza, per esempio, ma anche in questo caso ha una larghezza, quindi un'ampiezza, una tendenza alla totalità assolutamente inimmaginabile nel passato. Per questo diciamo intreccio tra pervasività e velocità, si vuole assumere un dato, il telefono, che in realtà è la prima grande forma di comunicazione a uno, ma anche uno a molti. Il telefono e la radio, interessante che ci dice come sta all'inizio, soprattutto non si capisce dove si va, poi dopo ovviamente magari scegli starci dentro. E quando inventano il telefono e la radio, in realtà pensano al telefono come un mezzo di comunicazione con molti e alla radio come un mezzo di comunicazione. È solo un tecnico del Honeywell che produce le valvole che capisce che sto parlando solo a uno, crea la circolarità che si chiama broadcasting della radio, sul fatto che il telefono fosse un canale di comunicazione diverso da quello che noi pensiamo. Abbiamo delle tracce ancora all'inizio del Novecento, per esempio nella vita di Marcel Proust, che era un appassionato di opere, di musica, ma era molto malato, pensava, viveva in questa stanza, diciamo, insonorizzata con tutto il suo pelo alle pareti, ma sentiva i concerti col telefono. E i telefoni sono usati così, cioè, adesso fatto questo ricevitore dentro la sala dei concerti e centinaia di persone a casa ascoltavano. La storia e l'uso, cioè all'uso dei virus appunto ha rovesciato questa cosa. Però il telefono, per questione di velocità,
il telefono per arrivare a 1 miliardo, l'invenzione del telefono per arrivare a 1 miliardo di connessi ci ha messo 126 anni, Facebook 8. Cioè la scala della rapidità e della pervasività insieme è 1 miliardo, cioè assolutamente decisiva della popolazione umana. E una cifra no. E la velocità sono matematico che fa la proporzione troppo 127 15 volte più veloce. Questo è uno scenario che poi tutti dicono che sembra una cosa sulla trasformazione, questo elemento della comunicazione si può trascurare perché lì avviene qualcosa di fatale, lo vediamo di essere. Questo qualcosa di fatale perché la digitalizzazione. Non sono così competente scientificamente da dire cos'è la digitalizzazione. Di Wikipedia, quindi vado a parentesi, magari non sapete anche perché serve delle cose che ho sentito in queste ore. Pensate che uno, quanto sono complessi i nostri tempi, quanto questa trasformazione sia contraddittoria, semplicemente qualunque analisi socio-economica, anzi socio-psicologica dei nostri tempi, vi dirà che la scienza decisiva è l'economia, il sentimento decisivo è il narcisismo. C'è una piccola rassegna dei nostri tempi di il dominio dell'economia finanziaria, eccetera. L'impulso economico ormai è prevalente rispetto ad altri impulsi sociali, esistono anche oltre all'economia. Spero che sia e poi l'elemento decisivo è il narcisismo, è il famoso quarto d'ora di celebrità di Antiquo. Beh, no, tutti le orecchie questa lezione, questa descrizione dei nostri tempi come dominati da questi tempi fondamentali. Una delle grandi creazioni del nostro tempo, che si chiama Wikipedia, è una invenzione operativa alla quale si partecipa non solo senza guadagnare nulla, si mette a disposizione di concorrenza con assolutamente gratuito, quindi è strano con la logica economica che sembrerebbe stringere questi tempi, si deve sfuggire, e senza nemmeno il proprio nome, quindi senza nemmeno l'esposizione ci sinistra, quello che volete, gratificante delle proprie competenze e della propria personalità, no? Ed è una delle più grandi sito ricerca, diciamo, un inserimento quasi sempre in testa in questo famoso ranking che determina la missione in rete. Cioè, nei tempi in cui si parla sempre di economia e narcisismo, è una grande innovazione condivisa da milioni di utenti e usata da centinaia di milioni di persone che si basa completamente su valori opposti. Questo per dire così sì. Noi abbiamo a disposizione gli strumenti dal punto di vista della comunicazione che realizzano il sogno di generazione. Più esatto, più veloce, più ampio. Siamo all'altezza di questo sogno? In atto, però penso che insomma sia questa la cosa. Siamo tutti come comunità, come società. Secondo, siamo sicuri ogni volta che facciamo una lettura dei nostri tempi con delle categorie, diciamo la verità, oppure il panorama è enormemente, non solo la trasformazione è più profonda di quello che pensavamo. Guardate che al di là delle previsioni che sono state fatte sulla trasformazione, escludendo quelle diciamo più superficiali e quelle commerciali, cioè quelle realistiche, hanno sfiorato l'entità della trasformazione. Cioè, l'entità della trasformazione è naturalmente molto più profonda di quanto tutte le descrizioni, salvo appunto quelle particolarmente euforiche o particolarmente interessate, soprattutto commerciali, stanno descrivendo. La profondità, ma siamo sicuri che a quei caratteri è anche molto più complessa e contraddittoria. Di qui via lo faccio così, naturalmente se posso citare altri, dovremmo cercare teoricamente molto difficile, pazienza, molta umiltà, molta indulgenza, molta fatica che si fa standoci dentro, però dovremmo sempre cercare di guardare alla reale profondità che ha per sapere che le conseguenze sono ancora parziali, saranno ovviamente in tanti campi, di economia, di lavoro, di istituzione, saranno la comunicazione dei nostri mestieri trasformati, distrutti,
culturali naturalmente, questo diciamo che Grazie. Certo, viene da riflettere sicuramente di nuovo, sai, 120.000 delle civili impegni rispondevano circa il 30% dei civili impegni per non sapere le uniche persone che non si servono. Vuol dire che fa riflettere anche rispetto a lei, l'autenticità significante di tutto quello che devo poi apprendere nel momento in cui accediamo alla vita. Ma di autenticità credo che Andrea Camuffino ci possa dire qualcosa anche rispetto all'esperienza nostra. Non ci interessa da un aspetto, penso, un aspetto prettamente di racconto politico, certamente rispetto al discorso che siete riusciti a porre in voga attraverso alcune personaggi politici nel paese internazionale. Molto interessante capire come avete partecipato anche politico, ovviamente. Sì, grazie dell'invito, interessante. Io la prenderei da un punto di vista, da un altro ulteriore punto di vista, e la prendo un po' del cuore, ovvero sì, vorrei parlarvi di finocchi del Rimini. I finocchi a cui faccio riferimento sono quelli io tifo il Napoli, sono un grandissimo accanito e come probabilmente tutti sanno, nulla, probabilmente basta sfogliare un giornale, su Facebook, si sa, essere appassionati di calcio. In una partita di Coppa Italia, Inizio Sarri, del Napoli, ha diciamo, lanciato è omofobo, l'allenatore detto, io sono un grande frequentatore social, appassionato di calcio e quindi seguivo la partita, seguo quello che dice Maurizio Sarri quando si scusa e mette Tottenham e nel scusarsi uno dice sono cose di campo, devo dire del campo, un po' insopportabile quando non può pensare. Poi aggiunge, esatto, poi dice soltanto il primo uno a caso e il terzo ho anche amici omosessuali. Diciamo, quindi diciamo ha chiuso il quadro in maniera encomiabile. Siccome diciamo ho un cuore partenopeo devo aggiungere che poi dopo nel corso della settimana diciamo, ha chiesto scusa in miliardi di modi, il Napoli ha iniziato una partita con una squadra dilettantistica, quindi esattamente, diciamo, quindi tutto fatto per la comunità LGBT+, diciamo, hanno cercato di... Sì, però c'è realposità, però c'è un po' di male diciamo, questa è una cosa abbastanza, abbiamo tremato tutti quanti. Va bene. E la sera stessa io sono appunto, mi sono iscritto forum su internet, seguo Facebook, i tifosi del Napoli, ma ognuno si sceglie i tifosi che gli piacciono. Mi congrega non mi assomigliano e quindi ho amici vedute. Mi vengo io così vengo questa presa. E e diciamo si costruisce una polarizzazione tra quelli che sono a favore del Napoli, simpatizzanti del Napoli e non sono. E questo fa premio su tutto il resto. Tra l'altro con un argomento davvero insidioso. L'argomento è questo. Ma adesso tutti quanti sono a fare lavorare un po' quando tutte le settimane nei campi di calcio non gioca il Napoli, una partita di Serie B dove il Napoli non c'entra nulla, parte i copi sugli spalti, farci di lancio vulcano e quindi tutti quanti dicono sono dei simpatici adesso può passare e non può essere un simpatico specchio. Ovviamente diciamo provare a argomentare, guardate che noi esattamente come sappiamo le nostre spalle, che se ti dice dire che è simpatico specchio
faccio subito percepire come esattamente Sardi ha fatto una cosa identica anche se in un altro ambito. Possiamo noi dire che è stato eppure non c'è stato niente da fare, ancora oggi da fare, adesso decidi di però diciamo, questo si potrebbe essere da presa in giro, anche se diciamo bisogna capisce su vari livelli, però ormai diciamo questa valutazione c'è stata, ma sembra impossibile tornare a ragionare. Eh, L'altra storia invece riguarda gli ulivi del Salento. Gli ulivi del Salento sono insediati da un batterio che si chiama Xylella fastidiosa, dotato da un elettrico botanici, sala e C'è un grecista, botanico e matematico e il signore lì, controlla tutto. e È una battuta molto politicamente scorretta. Ma detto è anche... No, non diceva diceva che ecco, so come costruisco le trasmissioni televisive, allora ci serve un botanico, fanno così il calcolo. la Xylella fastidiosa è questo batterio che arriva in Italia da questo stivale e comincia a mangiarsi gli ulivi che sono messi. È un batterio che è stato studiato e che contro la quale la persona non ha trovato una soluzione. E sono anni e anni, decine di anni che stiamo facendo. E soprattutto negli Stati Uniti questa bestia è stata. Siccome non è stata trovata una soluzione, si sa che prima si arriva si e prima si risolve la situazione. Quindi in realtà l'Italia va fortunatissimamente perché diciamo il batterio sale se fosse partito per lungo toscano su questa storia l'azione sarebbe stata ben l'Unione Europea ci richiama agite in fretta sono salvato per raggio sostanzialmente adesso siamo sotto la siamo sotto e potremmo portare noi la xylella fuori se non agiamo in tempi molto molto siamo arrivati lassù e la magistrata non si conosce perché non si fa niente? Non si fa niente perché prevale la ovvero sia non bisogna tagliare questi alberi perché gli alberi non sono segnati da come l'AIDS, la virus è soltanto una fitta, come l'uomo che sta gemelle queste battute della come scende invece va allora il fatto è che questo mondo dà un sicuro che continuano e la comunità scientifica è unanime o orientata cioè che questa aspettativa o la massima dice non questa quindi in realtà diciamo il cordone le porte di fuori le porte taglia fuori sono porte che possono prendere poco spazio e salvare tutto il resto questa assolutamente sì bisogna tagliare le piante vive secolare. le piante vive oggi perché per poter tagliare quel 10 metri cioè non essendo un botanico un po' di qualche cosa appunto però insomma ovviamente però se fai questo io mi aspetto che va bene adesso sta salendo perché l'unico dato è questo sta salendo ovviamente stiamo toccando l'identità perché se l'altro il famoso pioppo salentino niente o poco è interessante anche la parte di questa voi voglio andare a parare che quando
razionalità prevale o quando di razionalità sul piatto della bilancia, ma lo stesso peso della bilancia con la razionalità, chi fa il mestiere, cioè il comunicatore, quindi per dire azienda o politica, come può essere il migliore per dirlo, chi fa gli mestieri si trova di fronte a una domanda nuova, ovvero sia se fino a qualche tempo fa la domanda era come faccio appunto a capire meglio questa cosa che tutto il giorno lo vedo e voglio capire meglio ogni volta questo. E quindi come posso riuscire a trasformare questa gente leggibile, interessante e magari migliore di qualche protagonista, che sia la concorrenza o che sia una comunità. Oggi la domanda è cioè oggi la domanda è come faccio a argomentare in modo razionale nei confronti di un editore che dice cioè come faccio a farlo capire? Perché tanto quando si parla l'argomento pare radicato dalla vita. Io ho voluto parlare di calcio, questa immediatamente diciamo si potrebbero scatenare delle discussioni che ognuno con la pensa in un modo, ognuno la trova la mia propria, ma noi che diciamo, si potrebbe argomentare che io sto portando la mia cioè, di essere un piccolo un po' di analisi su questi temi, perché la nostra ambizione non è semplicemente fare un manifesto e portare una strategia, ma anche costruire delle ipotesi di relazioni per il futuro. E dunque, di fronte a un tema di questo tipo, la domanda che mi faccio a parlare a un editore è quello italiano, che ha una sua specificità, ma di che mi piace. Ovvero sia, l'Italia è la nazione che ha il più alto tasso non tra i paesi studiati di analfabetismo funzionale. L'alfabetismo funzionale è l'alfabetismo nel quale le persone sanno leggere, sanno scrivere, sanno fare un conto, ma non sanno costruire essi, ovvero sia un argomento mi riguarda, un argomento è vero soltanto se mi tocca da vicino. Se l'argomento non ha una ricaduta immediata su di me, quello che mi succede intorno non è poi tanto, non è detto che sia poi tanto. Lo dice la comunità scientifica, chi lo fa gli americani, in America, certamente è probabile che se il tubo che vengono scavati sotto, quelli vogliono togliere le gambe da sopra, si sono inventati la bicicletta in modo tale che noi l'occhio nazionale del tubo sotto. L'Italia ha il 47% sui dati nazionali interessanti, su Tony e Tom, i libri, l'ultimo studio, quello che sembrerebbe più rigoroso, è quello dell'Ocse, appunto per una sintesi molto veloce. E è interessante, l'Italia al secondo posto c'è il Messico. Quali sono le vicinanze tra loro che sono 40%? Al terzo posto sono Stati Uniti, 20%. E lì si scende, si nordici che hanno le percentuali da paesi del nord Europa. Quindi se noi abbiamo un analfabeto su due, noi è il Messico. Subito dopo vengono gli Stati Uniti che non conoscono Cina. Questo significa che quando io costruisco un messaggio devo dare per presupposto che una persona probabilmente non capirà quello che io sto dicendo. O per farglielo capire devo banalizzarlo talmente tanto e devo portarlo talmente tanto vicino alla sua diretta comprensione, che la domanda che io sono da quest'altra parte, devo fare una domanda, come dire, sulla onestà intellettuale. Non posso banalizzare così tanto un messaggio che non sono universitario. E qui appunto vengo a questo fine, appunto di tempo. Spesso ci viene chiesto questo. Ragazzi, questa cosa è complicata, per piacere, trasformiamo in una pagina. Questa cosa è complicata, la paginetta sì, ma anche il punto concettuale. Quando noi siamo chiamati a ridurre 140 dati una questione complicata, credo che oggi, diciamo, chi fa il mestiere, non soltanto chi fa il mestiere, debba cominciare a mettere dei paletti, cominciare a dire, ma forse ci può essere una cosa.
l'altra strada, dal nostro punto di vista, è quello di provare a tornare a rendere un po' più, a restituire un po' più la complessità delle cose. Per questo credo che sia un compito che appartiene non soltanto a noi, credo che sia un compito che appartiene alla classe dirigente. Credo che sia una cosa che interroga molto anche i giornalisti, perché io credo che sia molto semplice diciamo, indagare le questioni con gli strumenti. Se siamo nella grande trasformazione, per usare una frase abusata, la cassetta degli attrezzi materiali, avete raccontato la tecnologia di questa velocità, si parla di 6 anni di e se dobbiamo cambiare la cassetta degli attrezzi non possiamo utilizzare i vecchi strumenti delle letture, bisogna essere un po' meno pigri intellettualmente. Io ci volte si leggono delle cose che si vanno perplessi, mi chiudo con la storia dell'arte questa, ovviamente l'esagerazione che sto facendo un po' tutto citato, però soltanto per giocare, se sono partito un giorno di sabato. Il giorno della vittoria delle primarie di Florenza, una campagna elettorale con tutte le persone che si la campagna finisce in modo clamoroso, nel senso che erano persino inaspettate per loro ricorrenza. E si arriva al Trentino, si aspetta che arrivi già e come capitava spesso, perché spesso diceva quello facciamo ancora così, invece di aspettare il momento prende e sale sul palco. Sale sul palco, parte quindi la musica che doveva accogliere, tanto c'era partita un pochettino prima, ma lui è fregato sul palco. Il giorno dopo, su quotidiano, parte questa di comunque non è un sulla spiegazione, sull'esegesi della persona che aveva interesse ripeto, è davvero interessante tutto questo, quali sono state le parole, perché quelle parole cosa riguardavano, perché quel cantante, perché non in realtà quel non cantante, quello trentenne che si è rotto il percorso come lettore, fa una cosa molto complicata, no, uno psicologo, no, però diciamo sembrava un articolo di quelli che sta dietro le quinte, aveva interrogato, aveva capito e aveva fatto una domanda che insomma a noi o a lui anche detto che spesso le canzoni che si scelgono sono questa situazione non tristi ma canzoni che possibilmente appunto individuano un paio di temi sul penso positivo, cioè, il penso positivo va bene, no? Una volta ci hanno proposto l'internazionale di tutti, diciamo non dai, ma diciamo è un po', ma non era e poi perché soprattutto deve essere una canzone che piace al candidato, insomma alla fine scelgo va bene, nella Mentre fattispecie questo fai una digressione, fai anche una digressione sulle foto dei militari. la comunque la facciamo dopo, perché anche vedere con narcisismo è poco quello. Invece chiudo dicendo che l'archipressa formatissima su quella stava eccetera eccetera, la canzone era partita non solo violenza, la persona che deve stare qui non si era ancora salvo. Il cristiano, il povero ragazzo del service, preso dal panico, nessuno quello che fa il suo nostro stava messo da un'altra parte, in un altro lontano dal service, che ha cercato di riparare una persona che non c'entrava nulla con quelle scelte. E noi abbiamo letto il giorno dopo l'articolo, è stato o anche semplicemente per il top top sulle nostre spalle. Grazie Andrea. Qual è questa comunicazione? Adesso ce lo devi dire. Non me lo ricordo molto. Allora, Luca Bellezza, sono tempi, secondo me, sulla canzone, io potrei anche essere quella che diceva Dimitri
determinato, ognuno richiama verso il proprio bancarello al pubblico cercando di convincerlo a poter ascoltare quel discorso. Allora, Andrea, il rettore esegeta credo di essere stato uno dei primi che ha messo dei segni importanti nella comunicazione di Marino, quindi è un ex dipendente, è difficile superarli, però su questi temi per fortuna rifletto con altrettanta ossessività di quella che hanno vissuto. Userò Montanelli e Gheddafi. 20 ottobre 2011 c'è un uomo in un buco inseguito da tutti, braccato come un cane, è stato potentissimo. Pochi mesi qua in Italia, pochi mesi prima in Italia, addirittura hanno portato le tende di La Pamphile, straordinario, omaggiato agli italiani, ma sembra che con una specie di poster, nessuno conosceva la conoscenza, ha montato sul Pavero, era la foto dell'eroe libico che aveva sparato contro gli italiani. Questo gesto di diplomazia, quest'uomo nel buco e Gheddafi. Arrivano questa banda di miliziani, grande forse a 20 anni, lo stuprano, lo massacrano e un ragazzino minore con un telefonino neanche molto brutto gira un video di 80 secondi, penso abbiate visto, se non l'avete visto andate a vedere che è una violenza incredibile, ma è veramente la profanazione del corpo nel senso più violento. È la prima volta, c'è sempre l'immagine del dittatore profanato, le foto del papà di Oliviero Toscani su Mussolini, dalle foto di Ceausescu, ne abbiamo viste tante, ma questo è il documento forse più sconvolgente. Bene, questo documento in 20 secondi finisce una pagina Facebook, da una pagina Facebook viene portato in qualcosa come 10 minuti, perché è una cosa, è un documento pazzesco su un sito fieggiatore degli islamisti. Da questo sito viene preso da Al Jazeera, rimandato su Al Jazeera, a quel punto è morto perché viene trasmesso in tempo quasi reale, addirittura con la stessa grafica diciamo, televisione di Al Jazeera sulla CNN. Allora dico, l'esempio di questo momento di trasmissione cambia totalmente, come diceva Marino, il nostro lavoro. Cioè, il mestiere del giornalismo per forse diciamo nell'età moderna 200 anni è stato dare prima la notizia, ammesso che fosse in grado di capirla e che la si vedesse. Da quel momento in poi la notizia arriva prima di te e un buon giornalista è quello che è in grado di interpretarla, di spiegarla, di raccontarla al pubblico, di inquadrarla in un contesto. È tale la velocità che io mi sono trovato in decine di dirette, ma chiunque di noi, in cui arriva, la notizia è già arrivata, ti arriva e tu vorresti avere in studio, mentre la commenti, qualcuno che sapesse cos'è quel gruppo islamico, nessuno ne sa niente. Poi il giorno dopo sono tutti esperti che sapevano qualunque cosa, ma nessuno di noi sapeva fino a 3 giorni prima cosa fossero le formazioni di Al-Qaeda. Ma poi dopo tutti, tutti tuttissimi, tutti addirittura periti nel conoscere le sigle, le differenziazioni interne del gruppo, nessuno sapeva. Pensiamo di conoscere da 100 anni, ma nessuno di noi sapesse cosa fosse l'ISIS. Addirittura l'ISIS era buona. Se usassimo l'archivio di Ceccarelli, troveremmo quelli che ci spiegavano che era buona. In un libro di Molinari che prende uso alcuni report americani ci sono le testimonianze estasiate dell'ex direttore del campo di Camp Derby, un militare americano, e diceva a Baghdadi è un uomo così illuminato che viene affinato la questione del campo. E al-Baghdadi stesso poi ha raccontato qualcuno una fonte scura, insomma, che lui ha conosciuto il gruppo dirigente internazionale che ha sostenuto il campo americano, in omaggio alla vecchia regola che le carceri sono l'università del dissenso. Allora, questo è, la notizia ti ha totalmente superato, la medialità pervasiva istantanea è da, come dire, ormai per definizione inseguita dall'internet che segna. Esempio Montanelli. Montanelli in un bellissimo libro, che è la sua ultima biografia in sintesi, scritto da un giornalista, si chiama Solo un giornalista, racconta questo esempio che per me è letteratura, è il giornalismo ottocentesco del mondo che è finito, racconta che viene mandato per il Corriere della Sera a seguire un tour che doveva celebrare l'asse Roma-Berlino, dei ciclisti veneti vengono mandati a celebrare il patto d'acciaio, vagano per questi campi, c'è un inviato del popolo italiano, Mussolini, che
Ino Nutrizio, cioè Montanelli, sono tra virgolette in esclusiva, ma non succede un cazzo, scusate il termine, al punto che Montanelli dice Nutrizio dormiva, io sonnecchiavo campi, distese infinite, questi ciclisti che non avevano niente da dire, neanche strappare una frase, a un certo punto viene l'illuminazione, vedendo delle persone che trebbiavano, decido, questo è geniale, di inventare una notizia, come si poteva fare in quel tempo. Quindi scrive un articolo di 60 righetti in cui dice meraviglioso gesto degli atleti italiani, vedendo i contadini tedeschi che erano impegnati in quel lavoro hanno deciso di posare le biciclette in macchina a chiedere al camioncino di fermarsi e di correre anche loro per ghiare. Poi un gesto chiaramente spontaneo del contadino veneto che dice oh sono diventato ciclista, andiamo a tre. E quindi scendono, vanno eccetera, ma a 60 righe perché bisognava animare. Ma siamo in un universo concentrazionale della notizia che è un regime, il direttore del Corriere della Sera dice ma abbiamo questo scoop pazzesco, è la notizia che serviva per raccontare che questi popoli sono ormai affratellati e vicini, notizia di prima pagina, sparata a titolo vitale, la prima pagina del Corriere arriva così incartata sulla scrivania del Input Pop e Input Pop agisce con una efficienza straordinaria, chiama l'ambasciatore, io precipita di quelle loro che vanno premiati. Tutto questo mentre in questa stamberga dove stanno dormendo gli atleti riposano ignari, Nutrizio dormiva e Montanelli non sapeva nulla, ma a quel punto è già arrivato il feedback di ritorno al telefono e gli dicono guarda che sta arrivando questo ambasciatore da Berlino per l'Italia per la prevenzione. Montanelli dice per un attimo dico forse è un problema, invece penso che può esserci una sintesi buona per tutti, chiamo gli atleti, dico guardate la situazione è un po' sfuggita ma potete dare un ottimo beneficio, diventerete famosi, arriva il fotografo e quindi sarete tutti premiati. Era un po' preoccupato dicendo benissimo, arrivò l'ambasciatore, gli atleti spiegarono anche i dettagli perché come avevano avuto questo impulso agreste e tutto andò bene tranne il povero Nutrizio che dice Montanelli fu chiamato dal direttore del Popolo d'Italia cioè abbiamo cannato la notizia del secolo, sei un imbecille e dice Montanelli era così permaloso che per 30 anni non è arrivato però questa cosa non esiste più essere soli, non esiste più poter creare, non esiste più che non ci sia un telefonino, un'immagine, un'istantanea. Ancora io quando facevo i primi lavori da inviato, capitava che si andava all'estero e lì c'era un corrispondente che in alcuni paesi, magari il paese del Sud America, il ministro della difesa, era un corrispondente che faceva il pescatore, cose di questo tipo. La prima preoccupazione degli inviati era bloccarlo e cercare di evitare che desse notizie tipo è accaduto questo, quest'altro, perché poi i giornali, vedendo l'agenzia, ti chiamavano dicendo bisogna trovare questa persona, bisogna trovare quel dettaglio. Mi capitò ancora a San Giuliano con il terremoto e noi eravamo partiti da Roma, quindi conoscendo, eccetera, eccetera, già eravamo al primo autogrill, ci arrivano decine di chiamate giornali dicono bisogna trovare il prete che è andato davanti alla scuola a dire non fate entrare i bambini, no, era una cosa tremenda e c'era il nome e cognome di questo prete che era stato battuto da un corrispondente locale e tutti non guardammo neanche all'inizio perché l'ossessione dei capitatori giustamente il prete profetico, la voce della religione che ha detto non fate entrare i bambini non è stato ascoltato, quindi già iniziamo un dibattito perché non è stata ascoltata la voce del prete. Questo prete non esisteva. Il nome era la sintesi del cognome del nuovo prete, cioè è stato un avvicendamento del nome del vecchio, e quindi noi abbiamo inseguito prima il nuovo prete ignaro, diceva ma non sono io, non ho fatto niente, non sono andato, e lui smentiva, i giornali hanno detto senti facciamo così, sintesi meravigliosa, tu nel pezzo metti che lui smentisce, ma i titoli di tutti i giornali del giorno dopo parla il prete che diede l'annuncio. E non era vero, lui nel pezzo diceva il contrario, il giorno dopo, col funerale, noi torniamo alla realtà, ci mettiamo a questa età e questo predica proprio testuale, così, diciamo, molto religioso ma molto concreto. Non esisteva, ma la virtualità che si era prodotta era così forte e adesso immaginatevi con i social network, trovalo. Dice, l'ho trovato, non è lui, non importa. Tu metti e poi vediamo. Il giorno dopo il sacerdote ha chiesto la smentita e a questo punto
quindi ha preteso che facesse la foto sua, la smentita, non ha detto, eccetera, eccetera, uscì la foto la sua smentita vera. Che cosa sta succedendo? Negli anni 60 un saggio post-marxista che rivoluziona l'economia di Sraffa si intitola Produzione di merci, mezzo merci, e la rottura, credo, storica di questo saggio rispetto alle teorie economiche è che, diciamo, mette a punto questa funzione incredibile che prima non era mai esistita, la funzione immediata, cioè non esiste più il pescatore che vende il pesce, il produttore diretto che produce le olive. Esiste ormai una funzione prioritaria nella produzione dei commerci che è le merci prodotte ed è stata una rivoluzione solo teorizzarlo. Bene, adesso siamo alla produzione di merci a mezzo utenti, cioè la pervasività dei social network, la spirale narcisista nei giornalisti e anche negli utenti, nel pubblico che raccontava Marino, è così forte che tu sei entrato in una situazione promiscua devastante, altro che conflitto di interessi. Noi siamo allo stesso tempo utenti di un social network, ma ne siamo anche oggetto, strumento e addirittura piattaforma. Sei tu che aumenti il valore di Facebook scegliendo di aderire a Facebook anziché a Foursquare. E quindi tu fai guadagnare quel social network con la tua presenza, ma con il prodotto di cui tu sei parte. Immaginate il cortocircuito che è questa cosa. Fino a ieri una legge aveva regolato i commerci dai tempi dei tebani fino a oggi. Il negozio più importante è quello che avete nel centro, perché è la posizione princeps, è il massimo, il meglio. Ma adesso cambia totalmente tutto, perché siamo noi che delocalizziamo il negozio, lo portiamo a casa nostra e paghiamo anche una tassa, se volete, di soggiorno, visto della periferica, le spese di connessione, per portarci dentro un negozio che è aperto giorno e notte. Non c'è più il legame di prossimità, non c'è più la geografia, tutto è totalmente scomposto perché quel negozio è aperto giorno e notte e può venderci in qualunque cosa e ha bisogno di informazioni su di noi. E noi vendiamo informazioni a questi network volontariamente. Prima costruiamo un'autority per difendere la privacy, mai autority più inutili come in questo paese, no? Servono per piazzare dei parenti, ovviamente dei politici che sono al potere in quel momento, ma le autority sono ormai una per ogni problema e non risolvono niente. Ponetevi questo problema del fatto che noi difendiamo la nostra privacy, se c'è un numero di telefono deve essere schermato in 4 asterischi, io ormai non riesco più neanche a ridere, se perdo il codice di banco ma sono morto perché non posso averlo da nessuno, forse giustamente, ma poi improvvisamente diamo noi le nostre certificati, addirittura la nostra carta di credito. Apple è il club più bello del mondo, ma se non hai la carta di credito non puoi entrarci, non puoi scaricare neanche gratuitamente una piccola applicazione per far contento tuo figlio che giochi con le cazzo di panda e sia buono 5 minuti, perché se non dai la carta di credito non te lo danno neanche gratis. Quindi entriamo tutti dentro dei club esclusivi in cui l'autodelazione, dove sei, cosa sto facendo ora, questa è la foto del piatto che sto mangiando, diventa essenziale per la comunicazione. Sto vedendo dei miei colleghi che prendono piccole tangentine da 1.500 euro per fare firme, per fare delle piccole micro pubblicità occulte. Quindi tu vedi persone che fanno invettive straordinarie, grandi battaglieti, che poi praticamente dicono però è meraviglioso tutto il panorama alle 7 di sera. E non ci sono manco stati, però 1.500 euro per un tweet chi è che non le prende? E questo è il punto. La comunicazione, l'informazione e la pubblicità sono mai strette e questo ci insegna ogni giorno e noi ci svegliamo la mattina come i volenterosi carnefici, non vogliamo fare altro che parteciparci. E il narcisismo, meravigliosa questa cosa, è stato applicato alla figura che è strutturalmente personalmente narcisista, quindi politico. Immaginate che cos'è Twitter. Ovviamente Renzi andrebbe chiuso in una clinica e andrebbe privato del suo palmare per almeno 3 anni per poterlo rieducare. Vi faccio 2 esempi che sono storici. Uno, c'è una riforma della scuola che è saltata, c'era ancora Letta, eravamo nel periodo Enrico stai sereno, e si doveva fare non so quale riforma. A un certo punto arriva un tweet di Renzi e dice no, questa riforma non si fa, la riforma era
era già stata votata, c'erano già state delle polemiche, era già stata difesa da Letta. La riforma, non so se vi ricordate, è un fatto storico, è stata derubricata, poi è venuta la buona scuola, grazie a Dio, che hanno finito la distruzione della scuola pubblica, però è stata derubricata per un tweet. Viceversa, visto che siamo nel mondo del calcio, saprete anche questo è un evento storico che a un certo punto di una partita molto importante arriva un tweet di Renzi che dice il rigore non c'era. Lanza, noi sappiamo cosa vuol dire 4 asterischi o Renzi e iniziano i retroscena importanti perché poi ti chiamano la velocità, chiamano un retroscenista di Palazzo Chigi che sta a Pesca e gli dicono guarda è uscito questo tweet, devono dare una spiegazione e allora iniziano a uscire i primi pezzi, forse Renzi ha un problema perché lui tifando la Fiorentina vorrebbe favorire Roma, ma che c'entra Roma? Forse è un problema di geopolitica, forse ha voluto dare un segnale, forse vuole mettere mano alla giustizia sportiva. Non era vero un cazzo. Dopo 2 ore è arrivato un malcapitato che ha raccontato no, io sono il twittatore di Renzi, che è meravigliosa come figura professionale. Cioè immaginate che c'erano gli assaggiatori dei faraoni, abbiamo il twittatore del principe, il quale dice no, vi prego un attimo di notare, potrebbe scoppiare una guerra nucleare, invece è stato un problema di calcio e di aggiornamento. Entro ed esco solitamente dall'account di Renzi perché ce l'ho configurato sulla mia device e per errore, preso da un impulso perché stavo discutendo col portavoce di Renzi, grande tifoso della Fiorentina, di questo benedetto rigore e volevo entrare in Renzi, uscire in me, invece sono entrato nell'account del Presidente del Consiglio e ha twittato. Allora, i casi sono 2, o questa è una meravigliosa scusa suicida, che sono nome e cognome di questa persona, che poi è scomparsa dalle cronache, oppure era vero che Renzi era intervenuto sul rigore e non si era accorto che sarebbe cambiata la storia dell'umanità. Immaginate quando veramente la velocità, il bisogno compulsivo di partecipare all'insulto, all'ingiuria, al piccolo frammento di politica ci riguarda, pensate il tweet, ora dico di Vladimir Luxuria sulla Meloni, che diventa una categoria sociologica, pensate cosa accade. Vi faccio questo esempio. Era già difficile tenere in una platea di un talk concentrati 6 politici su un argomento per 2 ore, ma non lo dico con una battuta, perché il politico è molto preoccupato, ha delle votazioni in corso, deve informarsi, e esistono i break della pubblicità, che sono come il gong e l'incontro di pubblico girato e fuoco nell'angolo. Beh, adesso Salvini ha inaugurato proprio una presenza scenica, Salvini consulta il palmare anche mentre sta parlando, cioè, e dà fra l'altro dei dati, si informa, non dico che sia negativo, però c'è la totale connessione del politico anche mentre dovrebbe partecipare a un talk. Ebbene, quando arriva questo tempo di connessione totale, il politico, se la trasmissione è in diretta, vede in diretta il commento a quello che lui sta dicendo, oppure vede come è stata percepita una cosa. Ed è devastante questo impatto, spesso cambio opinione da un tweet all'altro, perché è seguendo una principale che è il consenso, deve correggere il tiro, fare spinning come si dice oggi, ma può succedere anche un paradosso della comunicazione asimmetrica ovviamente per la mediazione per esempio della regia, e faccio di nuovo casualmente un esempio con Renzi, non era ancora neanche leader, era competitor, era in studio e aveva Cofferati collegato, non so se avete presente dove è Cofferati collegato, sembra veramente il cinese dell'iconografia no, maoista, addirittura imperiale. Ebbene, Renzi dice saluto Cofferati che stimo come persona ma disprezzo come sindacalista per i danni che ha fatto tremendi a questo paese, e sorride come hai visto che gli ho detto. Cofferati risponde in un modo solare, ma in quel momento Renzi sta un po' guardando il telefonino con la coda all'occhio, guarda Cofferati e dice saluto Renzi che non stimo né come politico né come persona, soprattutto per quello che ha fatto con la pensione. Attenzione, era un riferimento a una cosa che nessuno conosceva bene, che Renzi non si era accorto in quel momento poteva capitare, cioè che qualcuno che lavorava alla provincia della CGIL aveva detto a Cofferati in anteprima, era una notizia che Renzi si era fatto assumere prima del secondo turno, maturando contributi figurativi, senza lavorare, addirittura col grado di dirigente assunto in quelle cose terrificanti che sono le aziende del padre di Renzi, una cosa su cui in America si sarebbero uccisi 5 o 6 presidenti, no? Invece qui è tutto tranquillo. Bene, Renzi non coglie neanche questa cosa, il dibattito continua con 2 o 3 battute in un modo assolutamente cordiale, di una grande capacità di incassare. Durante la pubblicità arrivano anche i tweet e dicono ma avete visto che Renzi non risponde all'accusa di Cofferati?
filtrati, cosa succede? Si ritorna in trasmissione l'urgenza, giustamente Renzi è tale che mentre fino a un attimo prima discuteva pacatamente inizia a fare cooperati, vergognati per quello che hai detto, posso anche arrivare alle vie legali, e sembrava uno spettacolo dell'orrore, cioè era fuori sync, c'era qualcosa che nessuno era in grado di capire tranne qualcuno che non avesse la soggettiva del telefonino di Renzi. Vale così anche per tutti gli altri. In questo caso veramente sta cambiando la percezione, l'autopercezione del politico e soprattutto il mix narcisismo, comunicazione, comprensione, consenso diventa deflagrante, veramente deflagrante. Tra l'altro forse non c'entra niente, ma sempre di un'altra prospettiva, ma non mi sembra incredibile che per decidere i nuovi vertici di Etruria l'amministratore delegato di Etruria e il vicepresidente di Etruria improvvisamente questo network antico, diciamo, faccio sempre che si andassero a consultare con un condannato per bancarotta che si chiama Flavio Carboni, a me è sembrata una cosa meravigliosa. Per non scrivere, questa è la vecchia tecnica, per non portare in prima pagina un fatto così drammatico, per 8 giorni si è titolato titoli di prima pagina sul negoziato in Libia, sulla Sirte, di cui nessuno sapeva niente, nessuno ha saputo nulla dopo, che hanno però oscurato questa vecchia tecnica, la notizia che era scandalosa. Allora stiamo sulla cresta dell'onda dell'interno, non si ferma, cambia il nostro modo di percepire, di comunicare, di agire, di pensare e anche di spiegare. Solo chi avrà le categorie per decriptare il codice potrà sopravvivere. Per questo dico ristrutturare, qualcuno sopravviverà perché questa funzione serve in maniera indispensabile. Grazie. Un applauso per questi interventi iniziali. Io adesso vorrei porvi una domanda prima per dare la voce a il Guardian ha affidato Jun 26,6 diciamo che il Guardian ha affidato a Knight Foundation 26,6 miliardi di sterline per un laboratorio di comunicazione riguardo allo sviluppo di quell'importantissimo costante. Dall'altra parte invece la Gazzetta dello Sport, ricorderete, avviò un grande enfasi di annunci, la Gazzetta TV, impegnando 10 milioni di euro, salvo poi qualche mese dopo una drammatica inversione. Dicevo, dopo la Gazzetta dello Sport, vi ricordavo, annunciò la Gazzetta TV, sembrava che fosse uno sviluppo straordinario per quel tipo di pubblico che segue la Gazzetta dello Sport, per quel tipo di comunicazione che sarebbe passata dal cartaceo al televisivo, impegnando questi 10 milioni che solo dopo qualche mese videro letteralmente un'inversione a 1 del gruppo editoriale degli investitori, che di fatto poi ha visto praticamente esaurirsi, inaridirsi quello che sembrava un surplus. La domanda che vi voglio fare è questa: ma il futuro quindi è in atto, sta cadendo tecnologicamente, nel cambiamento relazionale tra noi, come si sviluppa la comunicazione e l'informazione, l'avete raccontata per quello che riusciamo a comprendere, come diceva Sinibaldi, probabilmente tra qualche tempo qualcuno riuscirà a cogliere dei segnali che per noi adesso sono deboli, invece poi saranno letti come decisivi. Ma noi siamo pronti, siamo professionalmente pronti a partecipare al cambiamento, o addirittura abbiamo la possibilità di condizionarlo, determinarlo, produciamo futuro nel nostro paese, nella comunicazione, nel nostro lavoro, o cerchiamo, come dire, di rincorrere, di adeguarci, a volte sbagliando anche strade e prendendo molti riconci. Riuscendo, raccogliendo tutti gli aneddoti di Luca e forse rovesciando le linee. Cambiamo versi, come direbbe il saggio. Ma insomma, non so se siamo tutti noi, non tutti nemmeno gli altri, no? Perché l'aneddoto di Bucarelli è veramente strepitoso. Pare una cazzata scrittore, quando fa il moralista, antifascista, ma quello là ha costruito una menzogna gigantesca
molto funzionale al messaggio di regime. Questa è stata naturalmente accolta, con questa naturalmente la cosa bella è la facilità con cui queste cose affondono e diventano verità, normalità, istituzionalità, per esempio. Forse oggi ci sarebbe guarda, io so, il trattorista che stava là, niente, Avrebbe un telefonino avrebbe che un fa il video. telefonino che smentirebbe questa cosa. Siamo pronti noi, erano pronti loro. In Africa non si accorgono che stavano i gas chimici. La simpatia per i fratelli raccontato da Pretelese. Cioè, che tipo di giornalismo era? Possiamo avere risultati di giornalismo del genere, le menzogne, insomma, un bel libro sulla rivoluzione francese, la rivoluzione francese è una paura totale. Sul grano Rodani racconta che Stefano Rodani che lui sentiva dei comizi, grano sovietico, il grande in America migravano con quelle foto delle cipolle giganti di Vialezza, no? Che andava in America, fa la foto con una cipolla enorme e cioè insomma se entriamo su questo piano è pure molto difficile, ecco, si può fare un gioco dei ruoli se Luca avesse, io t'ammetto, viviamo una tale ambivalenza che se uno avesse demolito il giornalismo di un tempo che diciamo beh però invece c'erano degli elementi positivi, questo per dire che insomma, non è secondo me non è manco un punto interessante, appunto, siamo preparati per ragazzi, mestiere certo oggi c'è qualcuno che può smentire, a me ecco, questo è un po' così cercando che connettere tutto quello che stavo dentro le storie che raccontiamo sia sulla Xylella che su Sati sono esemplari perché sarebbe da dire questo slogan perché quando si espande sempre così la partecipazione si espande e tutti si fa un sacco questa fatica sulla Xylella essendo un utilizzatore finale di ogni entusiasta utilizzatore finale di ogni ambiente sto cercando di capire che è sta Xylella. Tutti dicono la loro sulla Xylella e abbiamo dato voce per esempio in televisione, per fortuna, una bella cosa di Jacopo, Riccardo Jacopo, alle diverse voci da consumatore sono annichilite perché ho la tua stessa tendenza a credere un minimo, fidarmi un minimo delle evidenze scientifiche, altra cosa faticosa di questi tempi, però quindi siamo preparati. Preparati significa interloquire con una dimensione del tutto diversa, che questo è un tutto enorme, di enorme partecipazione, di enorme connessione, di enorme velocità e interattività, no? Una cosa che racconta Luca ha cambiato tutte le professioni, chiunque, mentre sta parlando, te più la radio era un po' sul pulpito, era bellissimo, perché tu entravi, non fate spesa, entri dentro una stanza totalmente visualizzata, che a differenza della televisione, con dei veri tecnici che ti guardano, sei lì dentro, delle lunghe dirette che hanno delle bolle, dico di felicità. Avevi le telefonate? Avevi un po' di telefonate che con tutte le trasmissioni, poi cominciano ad arrivare le mail e già uno si sentiva turbato che arrivavano, anzi prima arrivavano le lettere, ecco, l'interattività. A un certo punto arrivavano delle lettere, le lettere arrivavano dopo 15 giorni, ti contestavano una cosa che avevi detto 15 giorni prima, non sapevi che era, non la precisava. La lettera nel frattempo che arrivava a te ti hai fatto decine di altre cose, di altre cazzate, quindi magari non ti ricordavi manco quella. Lui stesso non scrive la lettera, si era preso il tempo, adesso la contrazione, adesso mentre stai vivendo una cosa arriva l'SMS, quindi anche tu in studio sei condizionato nello stesso modo. Per un SMS di Capodanno abbiamo scoperto che da 5 forse 6 anni il countdown di Capodanno avveniva un minuto prima per esigenze comunicative. Comunque anche Renzi è sempre il simpatico. L'anticipo è stato questo. L'anticipo è sempre passato. No, questa istantaneità muta. Io ho letto qualche anno fa, poi non sapevo
e American Online metteva i giornalisti in possesso di un software che mentre scrivevano l'articolo controllavano quali erano i sentimenti e le parole più cercate sulla rete. Pensa che cosa spaventosa ma anche efficace. Quindi mentre scrivevi l'articolo, mentre lo scrivevi, appariva, guarda che è in testa la parola ISIS o invece in testa la parola Donald Trump, e te la inserivi nel tuo articolo anche se stai parlando di gastronomia. Ho letto questa cosa anni fa, poi sono stato spaventato, l'ho detto, ma lì non mi sembra, non mi sembra che questo software è semplicissimo, sarebbe che basta vedere le topic di Twitter, no? Per fortuna mi sembra, ecco, esistono forme. La vera cosa un po' preoccupante, probabilmente non c'è perché risponde alla cosa interessante che ho prima, no? Che io frequento una minoranza di l'aneddoto di Luca era vistosamente taroccato per prendere la Roma, perché lì lui, c'è il portavoce di Renzi, no, il twittatore di Renzi, sta comunicando, perché pure io ho sul mio telefonino l'account di Radio 3, quello mio, che ogni volta non fare entrare e uscire. Attento, no? Lui che sta twittando come forzato sul suo, in quel momento deve mandare un messaggio e Salvo Renzi e sbaglia, no? Ma sul suo sta twittando con Filippo Sensi, così è Juventino. Sì, non è forse Filippo Sensi, che è l'assistente, il portavoce di il quale Juventino lo stava insultando perché i romanisti non c'erano rigore controllato, perché c'è sbagliato, il turinista che parlava hai capito? Io c'ero. Allora lì perché emerge? Perché è interessante questo qua? Non per regolare i voti del derby, l'identità virtuale, cioè l'identità sì, virtuale il fatto che è un vero problema della rete. Guardate, vedete che ogni volta che quando è nata, quando è cominciato la comunicazione a vedere queste forme del passivo, la profezia che si afferma è stata quella del pensiero. È una forma, una locuzione che ancora forse abbiamo in testa. Non è vero che crede c'è il pensiero, crede ci sono i 1000 pensieri unici, i 1000 pensieri ossessivi, cioè la rete sta producendo e frequentando un po' i forum dei tifosi di calcio si vede ovviamente i forum dello Scechi, sta producendo delle forme, si chiama club, penso che sia delle forme paranoide di comunicazione così completa solo con i propri. Questo vale per i tifosi di calcio da sempre. la tribù, il brano. I tifosi di calcio ovviamente è di avere il telecronista che sta dalla tua parte. Io sono appassionato di tutto il calcio tutto il calcio è la democrazia. Io non devo sentire il canale in cui il tifoso è della mia squadra di calcio, devo sentire tutto. Però il calcio sta resiste bene, ma ovviamente stanno prevalendo quei canali in cui il tifoso è della tua squadra di calcio, no? Che sottolinei la metafora di calcio, cioè c'è un posto dove tu ascolti uno che è anche potenzialmente neutro ma esprime, e c'è invece dei posti dove nella rete stanno prevalendo, chiunque lo sa, le enclave verticali dove si è e si compie solo con chi è già d'accordo con te. Questo è il problema. Quindi non il pensiero unico che derivato con comunicazione dall'alto, ma la proliferazione di incomunicabilità dal basso, di inaccettabile dal basso, la forzatura delle identità, questo candidati incredibili che sono forse entrambi della gentilezza del secondo, ma insomma quello che vogliamo, però abbiamo delle forme di divaricazione, diciamo, di fanatismo, di estremismo vistosi, perché la rete, ahimè, favorisce la parcellizzazione, la balcanizzazione delle opinioni, permette questa balcanizzazione. Guardate, una delle cose più importanti della rete, appena all'inizio, mi sembra che sdoganava le minoranze, ma non le minoranze, quelli che sono il 30%. Se io sono un appassionato di manga e vivo a Montevideo Scalo, sono l'unico appassionato di manga di Montevideo Scalo. Se vado al bar di Montevideo Scalo, tutti parlano di calcio, io sono un po' sfigato perché sono appassionato di manga. Con la rete, da quando io sono tutta la vita, quando questi fumetti già neanche manga, anche un genere troppo vasto, quindi questi appassionati di un certo tipo di anni, però io sono appassionato. Cosa succede con la rete? Che sto ragazzino sfigato in un Toronto Scalo è in realtà diventato il nodo di una rete di comunicazione internazionale, e forse il Giappone è considerato un leader nella comunicazione dei manga. Allora io mi chiedo, nel suo bar è ancora uno sfigato ed è considerato minore di quelli che parlano di calcio e sono conosciuti solo nel bar di Toronto Scalo? Probabilmente sì, però
a me mi interessa molto cioè la sua fiducia in se stesso aumentata, perché a quel punto la sua passione migliore una passione delle posizioni minoritarie, lui dovrebbe essere incoraggiato. Il problema però è che quello diventa umano, stare tutto il giorno ma più nel bar di Toscano, invece secondo me ti faceva bene andare nel bar di Toscano e sentire che il mondo parlava di calcio, poi devi continuare a rimanere. Questo è il problema della rete, cioè che la rete sta favorendo le identità verticali incomunicabili, intolleranti, in cui quella verità che si è manifestata si autointroduce anche perché tu non ascolti la verità. Perché ascoltare la verità, lo sai che è faticoso. Uno dei primi segni che vidi di questa tendenza c'era un blogger democratico americano. In America, altri democratici repubblicani, le cose sono ancora più evidenti che tra noi, però insomma, la loro appartenenza a un certo punto mi sembra possibile che io comunico da quando sono solo con degli elettori democratici e delle persone diciamo di cultura democratica, perché non vado faccio un appello, perché non c'è uno dei repubblicani a prendere una birra con me? Gli rispose solo uno. Lui andò a prendere la birra, poi disse si è annoiato tutta la sera, disse il giorno dopo. No, ma gli rispose, capito? Questo è il problema, che la rete, nella sua funzione che trovo progressiva, di consentire ai tifosi di sinistra, non solo di calcio, che adesso di comunicare, però genera forme chiuse, incapaci, e questo è il problema della democrazia. La democrazia è il contrario. La democrazia dovrebbe mettere gli scienziati che sanno forse nelle condizioni di comunicare in modo ampio con tutti quelli che hanno giustamente, comprensibilmente delle resistenze che sono ecco, questo è il grande ostacolo, che la democrazia che nasce in una corà, tipo questa sala, ci sono persone diverse che stanno lì e discutono, fa fatica quando esistono tecnologie che permettono di soddisfare la nostra più intima segreta passione, che è quella di stare con le persone che pensano come noi, che ci incoraggiano, che ci dicono le cose che già sappiamo e ci confermano nella nostra idea. La democrazia, secondo me la radice del problema della democrazia è proprio il fatto di diventare, di permettere con più difficoltà il confronto con opinioni diverse. Posso chiederti solo un intervento, minuto? poi proviamo ad agire questa cosa. No, volevo solo rubare un minuto perché Marino mi fa venire in mente di evocare questo meraviglioso pensatore occidentale che è Radu Guzzanti, che creò una gag su questo problema di internet, di cui racconta lei. La gag è meravigliosa della provincia. Lui dice: a che cosa serve internet? Allora c'è internet, è quella cosa meravigliosa che tu te ne stai in una periferia dell'Occidente e sei connesso davanti a un computer che ha una fibra che arriva fino a terra, che poi entra nel quadrilatero del tuo quartiere, poi esce dalla città, poi va verso il mare, poi si immerge nel Mediterraneo, attraversa il Mediterraneo, attraversa il continente, attraversa l'oceano, entra in un nuovo continente che è l'America Latina, attraversa una città del Brasile, poi arriva fino a Manaus, che è una città tropicale, poi arriva fino a una foresta pluviale, poi sale lungo un cavo, lungo un albero dove c'è un altro terminale, un altro computer, dall'altra parte c'è un aborigeno, finalmente questa rete ti connette e tu finalmente puoi dirgli: aborigeno, io e te che cazzo se dobbiamo raccontare? Allora, questa cosa che Marino Perico gli piace fare queste provocazioni, però è stata smentita, perché poi io sono andato in America a trovare un mio amico che sta lavorando lì per l'università e mi dice: ma sai che qua c'è un problema enorme sociale con i medici indiani? Allora io pensavo che stavo in America, in Minnesota, siano indiani d'America, rossi con le piume. Dice: no, i medici indiani proprio dell'India. E mi raccontò c'erano delle manifestazioni contro i medici indiani perché, non essendoci sistema sanitario, si erano creati degli sportelli, tipo dei terminali, tipo delle sale internet, però con una insegna medica, dove c'era un operatore che prendeva in diretta i dati, il polso, le analisi, tutto, trasferiva via internet al medico indiano che lavorava col fuso orario tutti i mentre quello dormiva, e è laureato, parlava un inglese perfetto, gli dava la terapia, la posologia e anche il farmaco. Quindi è vero che possiamo avere questo scetticismo, ma ha vinto questa cosa, cioè la globalità, la tempestività, addirittura il fuso sono diventati insostenibili. Quanto alla cosa di Montanelli, sentimi dire che raccontarlo per voleva dire sforzo questo
lo faceva anche in quel senso. E che questa idea che tu dici, ma è nato con la rete, beh, in un saggio bellissimo di Postman si racconta una cosa che io fino allora non conoscevo, cioè che il kilt scozzese è stato inventato nel 1840 non dai clan di Highlander, Portale, Sean Connery e Christopher Lambert, ve lo ricordate con le braghettine fantastici, ma invece è stato inventato nel 1840-70 dagli irredentisti per creare un simbolo etnico, di identità che non c'era. Quindi quando io ho fatto un programma che si chiamava Tetris che mi raccontava la politica con un occhio particolare questa cosa, dissi alla mia redazione: prima leggi di Tetris, il verosimile prevale sempre sul reale. Quando tu dici avremmo l'agronomo o il contadino che ha fatto il video, ma il video, il regno della manipolazione del finto documento è la rete, le 7 paranoidi criminali nella rete trovano un terreno inconfondibile. Faccio un esempio banale: i lacrimogeni, vi ricordate? Documento fotografico di Repubblica a larga Argentina, sono stati degli scontri davanti al Ministero della Giustizia e la foto dei lacrimogeni impressionò tutti noi per 2 giorni. La foto dei lacrimogeni che tiravano sui manifestanti alto zero, si evocò Pinochet in Cile, qualunque cosa. Dopo 2 giorni si riuscite a capire che era stato semplicemente questo video trasmesso al contrario, quindi i lacrimogeni andavano in su e non erano sparati dal tetto dove andavano a fare pizze o il DNA, come tutti avevano pensato, tranne quelli che c'erano, che però furono inascoltati. Quindi il documento è per definizione manipolabile nel tempo della rete. Ha vinto un meraviglioso premio fotografia, una foto di un terminale di aereo in cui c'è un aereo in fondo perfettamente inquadrato, è stato fatto con Photoshop, si vedeva anche il ritaglio in bianco, ma per 10 minuti eseguito al capolavoro della fotografia. Possiamo fare qualunque esempio di cose che sono avvenute in questo momento su questo terreno. Quindi attenzione, non c'è un peggio, un meglio prima e un peggio dopo, c'è la bussola delle cose che dobbiamo sapere per essere un minimo vaccinati. Io sono ora querelato in questo momento da il colonnello Lago, grande autorità dei RIS, perché quest'uomo ha diffuso, ora questo si può portare la cronaca, ma è molto interessante dal punto di vista della medialità, un video, quando vedete questo video, Bussetti gira in modo ossessivo come un predatore a caccia della sua preda in corporanza. Io devo scrivere una cosa che sono qua, ma tu difendi questo assassino? Io vedo questo video tornato 5 diverse telecamere, 18 fotogrammi e cazzo, questo gira ma allora forse sicuramente una sera c'era e anche nel processo lo stesso di fronte all'avvocato dice no, perché l'avvocato gli diceva come siete sicuri che quel fotogramma di questi 18 sia veramente quel fotogramma? No, dice no, questo non siamo sicuri. Ah, quest'altra telecamera no, quest'altra neanche, è molto simile, ma non abbiamo nessuna prova di continuità. Alla fine ammetteva che dei 18 fotogrammi solo di 2 era sicuro, ma intanto comunicato proprio carabinieri che per me come la Bibbia e diceva il furgone di Bussetti, te l'ho scritto sul giornale raccontando questa posizione che secondo me il video era tarocco, cioè se tu mi vendi il furgone di Bussetti, l'arancia di Puglia, di Sicilia e poi l'arancia viene da Nicaragua, mi stai dando una libertà querelato. Però attenzione che può esserci un soggetto istituzionale, diciamo un buon che costruisce un video per sostenere un obiettivo. Infatti lui ha detto questo è un video che in un momento di pressione mediatica verso richiesta abbiamo dato ai media, quindi non è nel processo, ma noi l'abbiamo costruito per i media, quindi abbiamo dei soggetti istituzionali, attenzione perché sarà se passa questo principio enorme, che costruiscono dei video per sostenere le tesi, non per provare la colpevolezza nel processo, ma per convincere l'opinione pubblica. E allora guardate come anche un'inchiesta diventa reale. La priorità può essere convincere, usare i media, costruire dei prodotti che siano per i media è un salto cognitivo enorme che il tempo del tempo bombarda, e quando tu vai e stai sentendo un'inchiesta e ti danno ecco l'animazione, una cosa, ma io non mi tiro fuori, e quando è arrivata la telecamerina dell'arresto di Cardinali, ecco, l'abbiamo portata 40 volte, era, non so come dire, un orgasmo quasi di cui c'era bisogno, cioè dopo tutta questa
queste cose, a mafia criminale, senti questo audio dei carabinieri che è già parte dello spettacolo, che si sente la macchina a palla, eccolo, questo scendo, eccolo, prendi, sto provando a scappare, prendi, ai carabinieri, fermo! E tu vedi quest'uomo che esce da Smart e non sa che è già il punto terminale di uno show, e dura 3 minuti e partecipa solo per 10 secondi, ma diventa il video dell'arresto di Carminati, e quei 20 secondi che ha continuato prima diventa show. Sei mai tenuto una classe action da parte rispetto al lavoro che fai di comunicazione politica? Si potrebbe lavorando per un politico, per un progetto politico, per Cioè da una parte del campagna politico, elettorale, da parte di questo che si può Non hai cambiato verso, faccio. sto alla provocazione, ma diciamo, noi contenuto, cioè ciò che va detto, non è come dire ciò che vuoi dire, quando ti viene, che sia un'azienda, che sia un politico, ciò che capo, ti domanda, qui che cosa devo dire, io al massimo ti posso dire, però volevo soltanto raccogliere chiamarci a una domanda, guarda, allora, siamo però sì, se la rete, cioè non dovremmo farla, no, credo che diciamo scaricare, diciamo, soddisfare però diciamo vorrei cercare di farne anche dei contenuti. Allora, la maggior parte diciamo, delle progettazioni poi diciamo le come se fotografie estremamente i mezzi social media che carichi fuori questa televisione in Italia ed è un modo in cui se ti chiedi se lo chiamo noi io quando sono uscito e sono sempre io trovo che il fatto che quando tu sei in politica dobbiamo capire questo significa tanto te lo sto raccontando. sì, stai raccontando qualcuno che dice diciamo guardate questo, guardate il fa la maggior parte che io adesso Hai controllato. i ragionamenti che si fanno su sono pochissimi che parla a pochissimo Twitter rispetto ai numeri di Facebook sono diciamo certi numeri assolutamente l'Italia è un giornale di più di utenti registrati eppure i giornali fanno paginate intere su tutte che sono fatte chi è che mi sono Leggo e parlare questa è la domanda che faccio. Se io ho un video di cui parlare, invece faccio un bel video, quindi dico d'accordo, se vuoi parlare alla gente, parla con me. Allora, io che ho il se faccio quando apro l'account del comitato del popolare
avessero pagato per dare la consiglienza di che farà. Ora, questa cosa che io sto facendo è oscena o è una cosa che possiamo iniziare ma se è normale che avvenga, può succedere che io sbaglio e che quindi io faccio il mio account ed io sono io non posso parlamentare perché in una campagna elettorale una persona che gravitava attorno a quel mondo mi rivolge e dice ma guarda che cosa hanno scritto qua sopra ma ti sei dice poi facciamo adesso perché è cosa di presi soltanto che questa cara persona fa un piccolo errore invece di scrivere e siccome è un personaggio pubblico dopo 30 secondi fanno lo screenshot e siccome è un personaggio pubblico dice pensate cosa sta per sapere come bisogna rispondere all'articolo sui giornali e fanno un'interrogazione perché si rivolgeva ad Andrea Camolini. Ora, il fatto che io faccia un passo e che si possa succedere che è un'infamia oppure una cosa che fa parte degli attivisti perché se attiviamo l'attenzione a non rischiare diciamo il taglio di sicurezza quindi ogni tanto ci lavoriamo il fatto troppo per proteggere pensa prima che bevono i telefonisti sondando quello che sta succedendo certo su Twitter che fanno quando lui ha fatto una fatto su Twitter quando Matteo Renzi dice ci secondo me a me che faccio questo mestiere c'è una cosa completamente fissa chi è che guarda però la platea aveva una maggioranza, come dire, tale radicale, molto, molto 60, e di e dice, cioè non gliene frega più niente. Questo è un problema. Come faccio a parlare al paese? Cioè, noi possiamo dire adesso, che faccio qua, di mettere in ordine tale per seguire allora, questa è e tutti possono dire eccetera, eccetera. Come possiamo dire che ci sta che nascosto ci sono che fanno che non fanno? Allora, o tutti possono dire notizie, possono comprare questo, oppure possiamo dire che c'è un grande facere tutti i quotidiani, tutti i social media. Soltanto che bisogna capire qual è il taglio diciamo, e quale contributo che abbia la discussione che si inizia rischiamo di fare del pubblico, sono molti colleghi. Proporrei però di fare solamente la domanda, non un intervento in maniera che riusciamo a fare un... Sì, no, io però devo fare una breve premessa. No, 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 una brevissima premessa perché altrimenti la domanda non ha senso. Cioè, voi non credete per caso di vivere in una bolla, francamente, che non parla con la gente. Cioè, voi parlate alla gente, ma in realtà parlate solo col potere e vi rendete per caso conto che ci sono dei mostri sacri intoccabili sui quali non mettete mai il dito? Faccio un esempio brutale, la nostra presidente di regione si trova a cena col famoso Incalza e a decidere le sorti dell'Italia, questo almeno sulla dichiarazione di cavallo. Io la notizia l'ho data, ora, giorno, eccetera, nessun quotidiano, nessun giornale, tantomeno la televisione si è ingerita in questa cosa. In Inghilterra un fatto del genere
avrebbe provocato le immediate dimissioni del primo ministro, forse anche. Bene, per me siete diventati, bene o male, a parte voi che come dire, che adoro come giornalisti, ma siete diventati un po' uno strumento del potere. E mi chiedo se siamo ancora ai tempi del buon capitalismo di Ottone, quando dava la voce a Pasolini sul Corriere della Sera. Qualche altra domanda? Posso farne due? Una domanda è collettiva a tutti i colleghi se non ritengono che Giulio Regeni ci ha dato una grande lezione a tutti quanti. Questa è la prima domanda. E la seconda è, tra i due della Banca Etruria e Carboni e il presidente dell'IMGI che non si dimette ancora, chi buttiamo giù dalla torre? Brevi domande. La prima cosa che mi chiedo sempre, ma ho l'occasione per chiederla a voi, diciamo, come esperti, è se c'è un tempo minimo in cui ha bisogno dell'essere umano per dire cose intelligenti, per elaborare un pensiero. Nel senso che Kant ci ha messo 60 anni prima di scrivere qualcosa che poi è rimasto e magari per un po' poco comodo, però fino a 10-15 anni fa uno magari cioè, leggeva i giornali il giorno dopo, sapeva già la notizia ma non gli interessava il commento, no? Adesso mi pare che questo tempo è sparito, quindi essendo sempre tutto istantaneo, credo che inevitabilmente il discorso tende a banalizzarsi perché l'approfondimento, le riflessioni inevitabilmente occupano. E l'altra domanda che mi viene in mente era questa, lei parlava di però mi chiedo anche quanto questo sia prodotto, nel senso che sempre per parlare di consumo noto che da mesi ormai c'è un tempo significativo viene dedicato al problema del canna RAI, della bolletta ormai una casistica Elettrica, sì, vorrei che sono pagate. ormai una casistica sterminata, cioè di insieme, due traine che è una roba che a me non pare che ovviamente per occuparsi con questo dettaglio di una cosa con cui comunque ci andiamo avanti 5-6 mesi per chiarirlo, per tutta la casistica, quindi mi chiedo quanto questo poi, tra 4 mesi parleremo della elettrica, magari ci convinciamo effettivamente che quello è il problema. Grazie. Ultima domanda, poi facciamo rispondere. Però dicendo che è una domanda breve, così faccio ancora più rapido. L'ultima parola dell'acronimo del luogo che ci ospita è artigianato. Questa è la Camera di Commercio, è vero, dell'industria, ma anche dell'artigianato. Luca Delese è un grande artigiano del giornalismo. Vorrei chiedere a voi due, ma non solo a lui, di lui lo so, quanto la velocità che ci impone la comunicazione che voi avete insomma, raccontato fino adesso leva la caratteristica che deve essere forse o no, e ve lo chiedo, quella di un mestiere che comunque alla base è anche l'accuratezza, la lentezza che è nel fare una cosa fatta bene, una notizia fatta bene. E noi abbiamo l'imperativo della velocità, questo è vero, insomma, dobbiamo essere veloci, darla per prima. Quanto possiamo levare a quella velocità per fare ancora bene una notizia? Guarda, c'è la fortuna per chi fa giornalismo istantaneo, radio e televisione, c'è per fare una conoscenza in un secondo. Per questo poi sostegno tutti come stesso rigore che cerco di spiegare me stesso, un po' portaccio. Ovviamente i media hanno voltaggi diversi, se sto prendendo in giro qualche mezzo parziale, la sua squadra
perché è un argomento, diciamo, che non considero così sensibile, addirittura per anni fa, 10 anni fa, con tweet, messaggi, scritture, eccetera, eccetera. Quindi il problema è avere anche qui la capacità di discernere tra ciò di cui si può discettare, cioè, ciò di cui non si può discettare, cioè, mai. Rispondo alla tua critica, sì, io lo racconto anche da lontano e anche con dei miei piani. Queste persone decideranno se quell'informazione è sensibile o no, però sicuramente valutazione e il consenso istantaneo. 20 anni fa il politico aveva una persona, pensate Mastella era portavoce di Forlani e veniva in transatlantico, ma giuro che sottile, cioè che gli faccio dire oggi, no di De Mita, che gli faccio dire oggi a Ciriaco. Quindi il ciclo di consenso, di autogratificazione e anche di feedback di un politico era parlare con il portavoce. Poi sono entrate nuove categorie professionali, il CUP, lo spin doctor, l'agenzia di comunicazione, ma l'ingresso di 300 persone è una legione, o 300, voglio dire, quindi 300 tweet non sono pochi, perché tu dici è poco, molto in tweet, sono tantissimi in quel momento in cui il politico è vorace di un feedback, ha bisogno di essere assicurato. Sai quanti politici hanno fatto le interviste penose, stupide, balbettanti, vedevo subito dopo il portavoce che anche per mestiere rassicuratore non fa, come dire, vilipeso, diceva bravissimo. Sulle leggende metropolitane, aneddoto vero, mi trovo a una cena con persone anche altoscolarizzate e improvvisamente, non so perché si è citato Marx, pensate che me lo dice, Marx, proprio il vecchio Marx, non Crucio, lui, e tra l'altro che ha una cosa meravigliosa nella biografia, un editore, Marx morto, decise di mandare in capitale a tutto un indirizzario di circoli che avessero, bastava che gli inviate una lettera di risposta che vi negato il capitale, per un libro che cambierà la storia. E pare che risposero su questo indirizzario di club, associazioni che non circa un migliaio in Europa, risposero solo 3 persone. Questo per dire come i tempi della diffusione nell'era della grafosfera della scrittura, non parliamo degli inediti, non parliamo di postumi, sono stati importantissimi. Adesso l'istantaneità cambia questa regola, o ce la fai o non ce la fai, o almeno i soggetti comunicanti hanno dentro di sé questo operativo, per questo allora si cita Marx e improvvisamente questa persona che io stimo, tra l'altro un altro scolarizzato mi fa chi rimango per un attimo, tu la sai questa? Non la sai? Rimango per un attimo perplesso. Si cita Marx e questa persona mi sorride e fa Kisser Mordecai. E che vuol dire Kisser Mordecai? Gli chiedo il vero nome di Marx. Perché Marx è uno pseudonimo. Sì, ma come? Lui è un agente degli Illuminati infiltrato dentro l'internazionale e il suo vero nome è Kisser Mordecai. Rimango per un attimo stupito e faccio un gioco che potremmo fare tutti ora. Cioè prendo l'arma micidiale Google e metto Marx, Kisser Mordecai. Arrivano qualcosa come 2 milioni di esiti. Quindi vedo ovviamente Marx, Illuminati, infiltrato, lui, e cioè poi infiltrato all'internazionale che ha fondato lui, quindi è un'operazione di per sé geniale, e poi però mi rendo conto, perché dico, ma come può essere accaduto? Cioè 200.000 esiti, quanti sono? E scopro che tutti gli esiti dipendono da un solo libro, riverberato, infinito, perché i circoli di folli che navigano nella rete alla ricerca delle verità sullo spazio chimica, eccetera, erano stati eccitati in maniera straordinaria da questa cosa della gente segreta Marx. Io già vedo un libro, no, un film, una fiction, potrebbe dire benissimo, un'unica fonte per uno storico è zero, il valore documentario è zero, ma la riverberazione, l'ascolto, l'eco, il pubblico producono una cosa enorme che può diventare inverosimile e diventa vero. Quindi la responsabilità, la verticalità, la capacità di decrittare nel nostro essere è importante. Non mi sento un servitore, non mi sento neanche un marziano. Ora stiamo parlando di comunicazione, spero di parlare anche tossici della comunicazione che sono appassionati quanto me al tempo, ma io sono uno che vive sempre il suo stesso quartiere, va a seguire le cose, va a seguire i processi di cui parla, va
vado nelle periferie quando devo fare il pezzo sull'occupazione delle case e penso 3 notti quando lo devo montare con la persona che devo montare, e quindi nel mio piccolo tutti gli errori che facciamo noi, però penso sempre che il giornalismo abbia questa grande verità, un mestiere esiste con le due cose, guardate un maestro dietro che è Francesco Melo, il giornalismo sono proprio sulle due cose, stare a sedere e andare a vedere, e se una cosa cancella l'altra non si può fare giornalista, quindi per carità non si può andare a vedere tutto, io non sapevo di questa gente, come cazzo, però non si può essere informati di tutto, delle cose che basta, di dire cose di cui ho conoscenza, consapevolezza, che sono Io cercherei di trovare cerchiamo anche di volevano sintesi. Vorrei che mettere sicuramente ai nostri amici e e quindi o almeno la società magari ma allo stesso tempo gli diciamo sempre ragazzi i feedback i feedback che sono considerate che non sono, quindi diffidate di quello che ci sta, è interessante il discorso che c'è, se puoi lanciare un ragionamento al centro politico o vuoi che una roba sai, però non devi prendere però quello che sono sempre possono anche la sua risposta è trovata sì, mentre il mondo reale e quindi se tu vuoi prendere perché ti serve per fare turistico all'alto periodo c'è questa se pensi che stai questo è una volta e cito un aneddoto che poi l'aneddoto questo ci sta chi lo sa fare e questa persona citiamo il diciamo l'esempio del Chelsea Italia la violenza si è fatto e se avrà fatto anche è nato anche quando era più presente se lo fa è di nuovo e quando ha fatto quando la campagna elettorale facciamo il mattone come no? Davanti allo schermo poi diciamo nasce un'idea sempre per la classica gente sarebbe divertente però diciamo che l'idea era quella di fare una cosa magari sono un po' di rossate che invece inizialmente dice io domani sto e l'ho visto fatto un successo allora diciamo a Renzi e lui cosa fai? E dice sì vabbè però perché però fare domande di questa cosa non funziona perché non va bene e insomma alla fine qual è il successo su quello fatto naturalmente sta davanti alla telecamera c'è il suo iPhone e risponde alle domande in diretta leggendo è capace di fare il giorno dopo ovviamente esce sui giornali la falsificazione questo soltanto un giorno finta di scrivere il tweet perché non fa questa facendo la grande e quindi esce tutta la però non è vero perché ha avuto un successo clamoroso sui media. Ora non vittimizzare quell'evento che ha avuto un grande successo, grandi critiche non c'è state, grandi apprezzamenti. però la prima domanda chi è questa stessa cosa messa sull'altro quindi se tu quando ti rivolgo e dici ah io devo fare poi
come si costruisce dire il lavoratore. Questo è un punto che diciamo sempre, la slide l'ultima cosa che colgo è che certamente se come si fa a parlare di una complessa velocità, come dicevo all'inizio, bisogna provarci, ad esempio, queste persone, cerchiamo di stare più su questo frame in 10 secondi più. Però 10 secondi più per una parola in più. Questa cosa è una cosa che si chiede sia alla comunità di parlare, sia a chi sta a registrare. Secondo me oggi non si deve fare. Certo, ci sono responsabilità. Io credo che se l'Italia ha il 47% della popolazione ed è un caso di scuola nel mondo, noi dovremmo capire che cosa succede. E certamente succede nel linguaggio della comunicazione, cioè dire post-fattualista. Non rabbia contro speranza. Poi devi governare e se provi a dirla in due parole dall'altra parte dice che quello che dice una parola è abbiamo un problema complesso e come dice il professor detto per ogni situazione complessa c'è una risposta semplice ma è sbagliato ed è esattamente così. Allora ci sono delle responsabilità anche per la comunicazione? Sì, secondo me che ho 4 anni di giorno ci sono responsabilità grandi per la massa di gente che c'è stata perché se ci insegna un paese questa persone di nuovo che responsabilità c'è e il legame più diretto sembra essere più che tutto questo però sì, il paese personale le fasce d'età dove l'analfabetismo personale è quella della persona perché i ragazzi e nelle case ci sono meno analfabeti personali o banalotto diciamo noi dobbiamo reimparare il linguaggio della complessità però è sapere che se si legge qualche libro c'è un senso questo ed essere le cose e se non pensate oggettivo interesse delle cose della cosa del linguaggio c'è stato almeno diciamo questo per adesso Grazie. Per chiudere la chiusura, ma se dovessi scegliere ovviamente sottoporrei alla però perché no, perché lei è di no, è di Fulano. No, perché lei dice non è fondamentale la questione del campo, perché parla di se venisse le terre di Andrea, la periferia io sono dico solo per dire che arriva tre corso. però è il punto di vista, cioè qui veramente sembra superfluo la comunicazione che è rimasta magari ho preso per qualche me, però è tipica del comunismo, cioè Post d'Italia perché invece l'altra cosa è il tempo, il fatto che c'è non è che tu rischi ovviamente una situazione di mezzi così potenti e di schiacciare su quello tutto. Però quello che ci sa è la concorrenza della luce. Però appunto quello però amo molto anche di tempi
te vai alle cene eleganti e la incontri, cioè è singolare, cioè una cena altolocale, Adesso controlla tutto quello su cui hai fondato tua esistenza è una menzogna. Perché? Perché la rete ha una capacità di autocorrezione, l'utente della rete ha una capacità, una possibilità di autocorrezione che nessun altro tecnologia ha. Cioè non ha una libertà, ha una responsabilità, ma c'ha un potere su se stesso, almeno su se stesso, e nessun'altra generazione formarsi, di vedere punti diversi, di autocorreggere. Se uno becca la Fandonia che ha tratto Gatelese e scopre che è un solo libro, ovviamente hai scoperto insomma, che probabilmente si tratta di una ricerca, immagino, lunghissima, si tratta di una Fandonia, perché una cosa, un solo libro, è vissuta centinaia, no, magari senza cartiere, soprattutto perché recente, Marx è qualcosa dovrei sapere, che è accaduto 150 anni fa, se fosse davvero stato la mia idea di insomma, dubito, quindi mi informo, immagino non ci hai passato tanto tempo, hai verificato che tutto deriva. Ecco, questa è la capacità di autocorrezione. Posto che il lettore Montanelli non ce l'aveva, cioè il lettore Montanelli raccontava questa famosa medaglia che perché infamia un'arte magnifica come cinismo, hai una capacità di autocorrezione a mio prezzo, e che le tecnologie ci pongono come sfida in modo più elevato che il passato fisico. Ora per esempio la possibilità ancora di esercitare, formarsi, avere differenti tempo, difendere o creare una generazione c'è la possibilità del potere gestionare gli altri, anzi di confrontare gli altri, non solo cresce l'anzianità, Però sai che correggere un motore di ricerca che non è grafico, è una cosa impareggiabile, fluidissima. è la lotta di classe, bisogna accettare il gesto più singolare è il gesto, il governo tedesco che insomma non è fatto adesso la lotta di classe perché l'ha infiltrato è quando ha chiesto l'algoritmo sul quale produce il meglio la famosa pagina, cioè chiedere E quindi gli hanno risposto, è la lotta di classe, scherzo, cioè la lotta che si fa è la lotta per avere libertà, quelli come fanno, vediamo quanto ranking di Google corregge, come se lo corregge finisce a pagina 10, nessuno ci arriverà mai cercando la concorrenza che non chi è che da fare la parte alle 2:30 ci ritroveremo qui per le 10 parole che hanno segnato questi 5 giorni e alle 18 con Bauman a Sala Grazie a tutti, buona giornata. Grazie.